destination unknown, known, 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 known. Burning away all impurities, learning to heat the iron and folding and refolding the blade forward, bringing beauty and strength to, and learning how to temper the blade with clay and with water. All may be too slow, and the cutting edge will be soft, and the blade will shatter but done proper. A sword that can cut the clouds in flight. Capable of firing at a rate of over 200 rounds per minute, with its rotating barrel and hand-cranked automatic reloading system, this, gentleman, is the Gatling machine gun. Created by renowned inventor Dr. Richard J. Gatling, his gun is the finest weapon to provide a continuous high rate of fire without pause for reloading. With Gatling guns in your arsenal, a crew of just 4 can do the job of 4 trained riflemen, reducing the cost of your army and at the same time increasing its effectiveness. And all through American ingenuity. Well, gentlemen, are you ready to sign? Ciao a tutti pedoroli e ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Shogun 2 Total War Fall of the Samurai. Allora, siamo in un nuovo capitolino. È l'ultimo prima delle vacanze estive, che poi faccio le ferie una settimana. Ho fatto un culo pedorolo ultimamente a lavorare. Se mi vedete un po' rincoglionito è perché mi sono svegliato da poco. Primo giorno di vacanza che ho da non so quanto tempo. Comunque, qui dove eravamo rimasti? Allora... Comunque questa campagna, Piederoli, rimarrà interattiva, quindi se avete dei consigli, delle cose, scrivetemele nei commenti, in modo tale che comunque posso fare delle scelte diverse anche in funzione di quello che mi dite. Mi avete detto in un paio di capitoli scorsi che avevo poco esercito, allora ho cominciato a truppare come un assassino. Per cui li tengo in considerazione, le vostre proposte, i vostri consigli. Allora, voglio vedere bene questi qua azzurrini qui, che sarebbero i... Tokushima, come sono messi, perché se non c'hanno molto esercito me le prendo tutte e due quelle città lì, perché adesso io qua su nell'ultimo capitolo ho sistemato i ribelli, anche se ho ancora un -2. So poi che palle, ma perché qui c'è così tanto? Vabbè, dovrei reclutarmi dentro un come si chiamano? I Ninci. Qui non c'ho la polizia, c'ho il mercato, la fortezza. Ah, però lì ho reclutato, vabbè, ho già messo a reclutare nel capitolo precedente. Ah, ma mi sa che qui posso solo che passare, sapete? Comunque un'altra delle prossime cose che voglio conquistarmi è questa isolotta qua. La navina la lascio lì, giusto per tenere d'occhio l'esercito nemico. Dove sono stanziati i miei eserciti che non mi ricordo più? Allora, uno qui che ha appena fatto la sua conquista, che anche qua deve sistemarsi tutto quanto. E poi c'è un po' qui e un po' là, vediamo di fare qualche spostamento. Qui c'è uno, mi sposto la cavalleria, comincio un po' a radunare. Qui ho uno 0 e ho la geisha che è bella alta di livello, infatti adesso la sposto. Ok, allora io qui sinceramente Piederoli, secondo me questa qui è anche la prima volta che feci questa campagna, non so bene come funzionano le ferrovie, dovrei averle abilitate, +1 la felicità, più della modernizzazione, abilita rete ferroviaria. E come faccio per accusarla? Vediamo. Che figata! Vediamo. Ah, ma non posso. Come si fa a Piederoli? Non so. La provincia? Ah, perché devo costruire anche una stazione qua. Uffa. Ah, ho capito come funziona. Ci è voluto un attimo di training, non l'avevo mai fatta le ferrovie. Praticamente bisogna ovviamente fare una stazione sia da una parte che dall'altra per poter poi arrivare a destinazione.
Quindi sposti le truppe anche più velocemente. Che figata, Pedroli. Vabbè, passiamo il turno, tanto che non posso far più niente, vedo. Allora, un alleato ha dichiarato guerra ad un altro alleato. Al fianco dei Saga, direi, perché ci sono i Satsuma. Entra in guerra al fianco dei Saga. Vabbè. Quali sono i miei nemici adesso? Io volevo andare lì nell'isolotto. Ah, qua c'è i... Vabbè. Scontento in crescita a Tsushima. Chiaramente. Aumento livello di sviluppo. Bene, fa piacere. Divisione del regno. Ah, il conflitto è aggravato. Noi siamo diventati più forti a servire l'imperatore. Deve essere presa una decisione. Come possiamo unificare una volta per tutto il popolo del Giappone? L'imperatore deve condurre il suo popolo alla grandezza nel suo nome. Schiacceremo tutti coloro che si oppongono a noi. Basta così, non ci sottometteremo mai più ai cosiddetti governanti. Ok, allora. Andiamo un po', questa è la prima volta, Piederol, fammi leggere bene. L'imperatore ha radunato gli standardi, nessun quartiere verrà dato a chi sostiene lo shogun. L'unificazione del Giappone è iniziata. Come riconoscimento dei tuoi sforzi militari, l'imperatore ha decretato che tu dovrai portare il suo divino standardo in battaglia. Nessuno dovrà opporre resistenza all'esercito imperiale. Tutte le forze fedeli all'imperatore si sono raggruppate dietro di te. L'unione del Giappone nel nome dell'imperatore dipendono da te. Non è necessario sopprimere la resistenza se continui a difendere l'influenza preimperiale, i domini ok. Io, visto che sono pro-imperatore, direi che combatto per l'imperatore. Ogni clan ha scelto il proprio destino. Serviremo l'imperatore con determinazione e onore. Gli amici diventeranno nemici e i nemici diventeranno amici. Ma queste promesse non mantenute non ci riguardano più. Non rimangono che due possibili destini. Alcuni trovano la gloria, altri trovano morte e oblio. La forza dell'impero sarà restaurata. L'imperatore sarà vittorioso. Wow. Ok, e siamo anche in autunno. Allora, vediamo un po' che cazzo sta succedendo. Allora, ma qui c'è proprio qua sotto. Ah, sono questi due quelli con cui sono entrato in guerra. Il Matsuyama. Sono le due città che mi mancano. Vediamo un attimo come sono messo obiettivi. Allora, Musashi Yamashiro, provincia reale. Periodo... Totale previsione 10 su 14, me ne mancano ancora un paio. Allora, Piederoli, vediamo un pochettino come siamo messi qua. Innanzitutto io voglio vedere perché ancora mi fuma. C'ho un più 6, l'esercito quanto me la tiene? 15. Mi devo portare lì tutti i vari Shincinici. Quindi, vai. Così almeno mi aiuta a mantenere buoni. Ok. Poi, il mio ningetto adesso lo mando giù a esplorare. Poi, qui cosa c'ho? Un -3. Ma quindi ho le città tutte messe male, fa vedere. Abbastanza. Perché sono tutti scontenti la mia popolazione? Porca mignotta. Allora. Continuiamo a reclutare, Piederoli, cosa vuoi che vi dico? Allora, qua no, qua sono felici. Qua -1. Devo anche reclutare un po' di più qui, sinceramente. Anche se qui... Sì, dai. Ok. Poi chi è che era messo male? Perché immagino che è per lo sviluppo, la modernizzazione, infatti. Qua 0. Qua -1, quindi sistemiamo anche qui.
Perfetto. Qui posso togliermi delle balle. Meno 3. Che palle, Piedroli. Allora, mi sa che faccio la fortezza. Ma non posso, costa un bordello e mezzo. Ah, vado avanti a reclutare, cosa volete che vi dica? Io mi faccio la gente intanto. E ci lascio magari una troppettina del cacchio. Tipo sti cannoni di legno. Ok. Ecco il resto. Vado in bar. Perfetto. Adesso con questo esercito qui, Piedroli. Ma qui cos'è? È mia questa? No. Sbarchiamo subito qua. Che mi prendo questa provincia qua, così è un'altra provincia franca. Poi adesso dovrei averli tutti alleati io, sinceramente. Sì, sono tutti alleati, tranne 1, 2, 3, e poi adesso ne conquisto un'altra lì. Perfetto. Va bene. Passerei il turno, Piedroli, vediamo cosa succede. La prima ferrovia. No. Che boiata di video, Piedroli. Il clan si allea col tuo nemico, Edo. Ah, madonna, subito in crescita. Cazzo. Che due palle, Piedroli. Ce l'ho fatta subito a reprimerli. Oh, li avevo appena repressi, sti cazzo di rivoltosi. Andate a cagare. Piedroli, che pazienza che ci vuole. E torniamo qui un'altra volta. Perché solamente questi? Che due balle. Volevo andare ad attaccare anche questi, va a cagare. Ok, vediamo un po' la mia situazione diplomatica. Ok, qui adesso ce l'hanno il mondo con me. Ovviamente mi arriveranno navi con eserciti da tutti i porti, da tutti i mari, da tutti i laghi, vabbè. Allora, qui vediamo se con Ninja posso fare una bella cosa. Qui adesso mi danno addosso di tutti. Sabota esercito. Perfetto. Sistemiamo questa costruzione. E facciamo sacchi sti coglioni. Non sto a fare le Piedroli queste cose qua, se no ci sto più dietro. Meno uno, mettiamo a reclutare intanto uno di questi. Ok. Poi, Piedrolini, vediamo un pochettino come siamo messi. Andiamo avanti un pochettino a reclutare, che è meglio, va là. La prima ferrovia era questa, me l'ha aggiornata di suo, così. Quindi in pratica adesso proviamola, Piedroli.
Sì, posso andare da qui. Posso andare da qui a qui adesso, praticamente, Piedroli. Io un cazzo. Dovrei fare anche qualche navina. Per cominciare un po' a difendermi anche via mare, sinceramente. So che non ho dei grandi porti qua, purtroppo. Vediamo poi adesso dovrei avere anche degli accordi commerciali, sinceramente, con i miei alleati. È sempre un Perfetto. piacere vedere un volto amico. Ne approfitto visto che adesso sono Venite, accomodatevi. tutti i miei amichetti. Ah, ne avevo solo uno, no, anche i tattori. Che bel giorno. Un amico. Perfetto. Così dovrei aver rimpinguato un po' anche le casse. Perfetto, Piedroli. Allora, con sta geisha cominciamo ad andare a vedere qua un pochetto come siamo messi. Qui non c'è niente. Personaggi 4. Ah, c'è buono questo. Tiene a bada tutto. Allora, non posso costruire niente al prossimo turno per tenere un po' buono, diciamo, la gente. Qui cosa mi manca? Più uno di felicità tutto il clan. 4 turni ancora. Non c'è nient'altro dopo. Ma qui solo più una modernizzazione. La realtà dei generali. Ma non c'è nulla che mi dà felicità. O che mi sopprima la gente, tutta modernizzazione. Vabbè. Ci devo tirare su un po' le città, Piedroli. Adesso devo andare avanti a conquistare. Prima ho fatto perdere tempo con i bagascioni lì, porca troia. E qui sono già messo, non dico bene, ma qualcosa c'è. Va bene, passiamo. Il clan si allea con il nemico, i Sado. Nostra provincia bombardata, rivolta di samurai. Dove? Maremma, Piedroli, che palle. Ma per un -1, -2 si rivoltano i samurai. Che due cazzo di coglioni, vabbè. Andiamo avanti a ucciderli, cosa vi devo dire? Sabota esercito. Bene, mi fa piacere. Anche perché sono tutti scabrosi, ma ti fa perdere tempo. Non ho avuto di perdere. Prima di salutarvi, Piadaroli, però vi ricordo anche gli altri progetti inerenti a Shogun, ovvero la campagna con il clan Chosu, ambientata nell'era della caduta dei samurai, Fall of the Samurai, e la campagna con il clan Hojo, ambientato invece nel periodo Sengoku Jidai, che praticamente è lo Shogun vecchio in buona sostanza. E in più le varie partite multigiocatore che faccio, che ogni tanto ne carico qualcuna, quelle più significative, dove posso insegnare un po' qualcosa anche a quelli un po' meno esperti. Un'altra cosa importante è la mia pagina di Facebook. Se mettete un mi piace mi potete seguire anche lì tutto quello che carico e anche le cavolatine varie su di me, eccetera. E poi una cosa importante è la mia mappa del canale, che vi prego di continuare ad utilizzare per vedere anche gli altri progetti, sia nuovi iscritti che quelli vecchi che magari non hanno ancora visto qualcosa del mio canale nei momenti di pausa tra un video e l'altro che carico, insomma. Se vi è piaciuto il video mettetemi un bel mi piace, così mi fate capire com'è l'andamento, cioè com'è l'indice di gradimento dei miei video, e se mi ritenete un youtuber valido, se mi aiutate a farmi conoscere, condividendo su Facebook, Twitter e tutti i vari social network, Skype, eccetera, mi fareste un favore, ovviamente, se mi ritenete degno. Per cui per adesso vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, Piadaroli!